Va ora in onda la rassegna stampa. Che rassegna che vi ho preparato, ragazzi miei, cioè da una giornata di interlocuzione come questa, dove praticamente non è successo niente, diciamo, ragazzi, vi ho tirato fuori una cosa al bacio, un bacio a Simone. Buongiorno da Sammy Varin. Sono le 7:31, come state? Spero bene, benino, non proprio bene, però anche oggi, ragazzi, attivi più che mai. Come va con la chiusura delle autostrade? Oh, ragazzi, oggi sono partito, ho detto dai, parto un po' prima. No, sono le chiusure notturne delle autostrade, quindi tu parti e trovi una coda della miseria. Cazzo, no? Non sono ancora le 5:30, perché sono i lavori notturni, quindi meglio partire tardi, e tanto comunque la coda c'è ugualmente. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, la voce di Sammy Varin su Radio Libertà. Anche oggi ci divertiamo spulciando le notizie tra un quotidiano e l'altro, non annoiandovi con sempre le stesse notizie, ma soprattutto, lo sapete, una rassegna stampa speciale come quella di Sammy Varin ogni mezz'ora alla musica indipendente, quindi un artista assolutamente sconosciuto da conoscere, da andare a cercare poi su internet, ma avremo pure degli ospiti. Tralasciando si fa per dire l'ospite più buono e naturale nonché genuino, quello che si chiama Alberto Acerbis, il suo olio extravergine, le sue miracolose pozioni che guariscono d'ogni male, non esageriamo. Avremo oggi un candidato della Lega in consiglio comunale, sì, in un'importante città intorno a Milano, che per la Lega è davvero importante, la città del guerriero, Legnano. Già, e qualcuno di voi sa cosa è successo a Legnano. Ne parleremo. Poi alle 11:30 avremo magie, apparizioni, sparizioni, la citazione di Greggio per salutare due amici che ci vengono a trovare, uno anche molto conosciuto perché è un attore storico, l'attore di Bomber, Sapore di mare, Professione vacanze. Ve lo ricordate Giorgio Vignali? Sta dando una mano a un progetto sul web ma anche in televisione che si chiama Oltre la Terra, e con lui, oltre a Giorgio Vignali, ci saranno alle 11:30 anche Sonia Carapezzi, che è l'executive manager di questo progetto, ma tanti altri amici che stanno facendo squadra per parlare anche di UFO. Sì, robe che ci piacciono, anche perché quel cattivone di Trump, tra le sue, anche le nostre, perché lo abbiamo praticamente eletto pure noi, anche se non abbiamo votato, tra le sue stupidate, e ha deciso di desecretare tante situazioni che riguardano gli avvistamenti, i famosi UFO. Per cui, mai come adesso, uno è curioso, ma soprattutto non ne parla nessuno, sui quotidiani c'è zero in questo periodo, di sapere cosa c'era di segretato, come mai era segretato, che cosa si vede in quello che è segretato. Oltre la Terra si chiama questo sito, questo progetto di informazione. Ne parliamo alle 11:30, perché io ospiti normali non li voglio, così come non voglio ascoltatori normali, monotoni, che fanno venire sonno. Per cui, amici, sveglia, 340 6709 659, fatevi sentire con Sammy Varin. Anche voi che mi seguite in differita, molto spesso la sera dalle 20 alle 21 va la replica, oppure su Facebook, su YouTube cercando Radio Libertà, o sulla pagina di Lega Salvini Premier con 1 milione di follower. Scrivetemi anche se mi seguite la sera o la notte al 340 6709 659, perché io poi leggo i vostri WhatsApp e li faccio anche ascoltare nel corso di questa trasmissione e anche di quella che parte alle 11. Allora, c'ho dei messaggi già da farvi ascoltare.
gente che mi ha sentito ieri sera nella replica della rassegna stampa, ma gente anche che ha ascoltato Antonino Danna, che è in diretta dalle 18 alle 20, che fa sempre delle interviste molto importanti. Prima però, signori, non vado da nessuna parte se non vi leggo il nostro quotidiano di riferimento. Anche Simone cominciava a essere nervoso e diceva: ma scusa, non mi leggi il manifesto? E io c'ho sempre bello sotto braccio il mio manifesto con lui, vado in giro al posto del cagnolino. Simone si porta il manifesto quotidiano, naturalmente comunista. Titola quest'oggi Campo Libero. Signori, guardate la poetica. Ed ecco un colono con il mitra che guarda davanti a sé tutti i soggetti che sono suoi schiavi, praticamente i palestinesi, no? Trattati come animali secondo alcuni, ma soprattutto le terre occupate. Bene, cosa è successo? È successo, lo scrive anche il manifesto in prima pagina, e quindi è vero, l'Unione Europea dà un buffetto ai coloni israeliani. Italia e Germania fanno muro, passano solo sanzioni individuali, ma nessun boicottaggio per i prodotti delle terre rubate ai palestinesi. Intoccabile l'accordo commerciale. Per Israele comunque è troppo. Prendiamo la Cisgiordania, frase ormai ricorrente, ma soprattutto a me ha fatto ridere perché ancora una volta ha dato questa volta all'Europa: ecco, odiate gli ebrei, perché l'Europa si è permessa di dire: ma forse avete un po' esagerato, avete fatto un po' di cazzate. Sì, certo, il genocidio, perseguitati, l'ottobre, eccetera, però magari no, odiate tutti quanti, ci odiate, siamo perseguitati. Io sapete che ci rido perché questa è una trasmissione non seria. Se mi avete scelto vuol dire che ne avete le palle piene delle solite rassegne stampa. Chiaro che, come dico sempre, la verità sta nel mezzo. E vabbè, compriamoci una Gazza Cola questa mattina quando andiamo al bar. Provate a chiederla: sì, vorrei una Gazza Cola, per favore. Vediamo che faccia fanno. Guarda, alcuni ce l'hanno, al posto della Coca-Cola la Gazza Cola, per aiutare la popolazione di Gaza che non si sente più, che stanno facendo una vita del cavolo. È inutile, direbbe Giannini, effettivamente, come uno in sedia a rotelle. Ma che vita fa? Hai ragione Giannini. Dai, andiamo avanti che c'è da divertirsi quest'oggi. C'è assolutamente da divertirsi, anzi sono contento, mi state già scrivendo WhatsApp al 340 6709 659. Ci tuffiamo sui quotidiani, ma non subito, perché a proposito di immigrazione più o meno regolare e del fatto che questi facciano quello che vogliono dalle nostre parti, perché loro hanno la loro legge, che è la Sharia, e io queste cose le raccontavo 15 anni fa su queste frequenze, quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, e tutti mi guardavano come: ma che cacchio dice? Ci hanno mandato le televisioni perché eravamo razzisti, eccetera. Senti cosa scrive questo: qui nel Varesotto succede che molti islamici hanno in casa diverse donne, di cui una figura come moglie e le altre come sorelle della moglie, del marito, e se giovani anche come figlie. Ma i nostri cittadini che abitano vicino a loro e alcuni vigili che vanno a fare i controlli per le residenze hanno il fondato sospetto che si tratti di poligamia mascherata. Ieri devono aver intervistato la Cisint, ieri sera da Antonino Danna, andatelo a ricercare, oggi apparirà sicuramente nella sezione podcast del nostro sito internet. È chiaro che questi vanno avanti a fare il bello e cattivo tempo e non è facile, non è assolutamente facile controllarli, anche perché, ribadisco e discoriba, siamo in un governo che da una parte fa leggi che poi vengono interpretate. Sono dei poeti, degli esegeti, giudici e magistrati, no?
Dall'altra parte, a volte si litiga pure all'interno del centrodestra su certe cose, o non si fa squadra quando la si dovrebbe fare. E a proposito di questo, c'è anche una polemicuzza su Vannacci tra i messaggi che sto ricevendo, e mi piace, e io li amo i miei ascoltatori, perché anche quando sono in disaccordo con me è bellissimo, non mi aspettano fuori per picchiarmi come farebbero magari fuori da Radio Popolare, eccetera, sai, loro prendono subito in mano la pietruzza e la tirano. No, scherzo, ma sono tutti amore, fanno l'amore quelli di sinistra, centri sociali, punca bestia, ma non niente violenza, la violenza la fanno verso di noi, non tra di loro. Vi faccio sentire, non tutto, ma ci sono due messaggi carini a proposito, prima di tutto, di Sharia. Ed è bello sentire ascoltatori che per la prima volta prendono in mano il telefono e ci fanno un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Al posto di leggervi un quotidiano che magari non c'ha su proprio niente, vi faccio sentire questo ascoltatore al suo primo messaggio. Senti cosa ci racconta. Ho sentito l'edulcorato pensiero della persona su Israele. Ma voi sapete cosa sia la Sharia? No, non lo sapete. Non avete la più pallida idea di cosa sia il mondo islamico. Allora, ve lo racconto io che lo vivo, che so cosa sia. Se voi foste non a Gaza, no, non a Gaza, se voi foste in Egitto, la vostra donna e la vostra figlia avrebbero la metà del diritto di un uomo. Mi spiego meglio, uomini. In tribunale la loro parola varrebbe la metà, così come in ogni paese islamico. Ma questo voi non lo sapete. O in eredità avrebbe la metà di un uomo, perché questa è la legge, e un islamico, un musulmano, si meraviglierebbe sentendo che qua non è così, perché quello che mi sono sentito dire io, ma come? Le donne prendono come voi? O ad esempio, se una donna tradisce può essere picchiata, ma picchiata, e non ci sarà tribunale che dirà qualcosa in contrario. Oppure, signori occidentali con i vostri deretani seduti al caldo nelle cazzate. Vi spiego un attimino come funziona la vita. In ogni paese islamico il minimo della pena per un gay è 10 anni. A Gaza si impiccano. In Iran si torturano e si impiccano. In Arabia Saudita, se voi entrate, dovrete avere un tutore, ok? Un tutore, cos'è un tutore? Vi verrà preso il passaporto e poi voi non avrete nessun diritto che lui non decida. E se entrate come cristiani, non nella Mecca inteso il Tempio, ma solo nella città, verrete arrestati per apostasia, cioè un crimine penale verso Allah. Voi non sapete di cosa parlate, siete col culo qua in Occidente, siete non dei pagliacci, siete peggio, siete dei bambocci che non hanno idea di quello che parlano, e se stanno là siete tanti piccoli Vittorio Arregoni che non sapete neanche chi è. Era un pirla Propal che è andato là, l'hanno preso, torturato e sgozzato. Ok? Siete una vergogna, studiate, mettete le teste dentro il cervello o viceversa. Sarebbe ora, siete una vergogna, siete stolti, siete facili
da manovrare come dei bambini, ok? Ed è ora di finirla. Vergognatevi, vergognatevi, ma vergognatevi. E mi Un po' mi fermo qua vergogno. perché avrei Sì, talmente tanto da dire ho che visto. prendereste paura del mondo islamico. Grazie a questo ascoltatore che non si firma, ma poi va avanti a parlare. Se volete, c'ho anche la seconda parte della telenovela e io lo ringrazio perché ha riassunto un attimo quella che è stata Radio Padania Libera negli scorsi anni, quando queste cose ve le abbiamo raccontate per giorni e giorni, quando Sammy Varin vi ha letto le sure del Corano facendo incazzare tanti islamici che mi hanno minacciato di morte. Se non ci credi fai un giro su Facebook, su YouTube, cerca Sammy Varin, ti sa anche persino la zanzara di Cruciani mi chiamava strappandosi le vesti, scandalizzati eccetera, i tempi che Cruciani aveva i pantaloncini corti, gli stavo insegnando a fare radio, poi ha imparato e sai, in Confindustria ha fatto veramente i milioni. Fatto sta che ringrazio questo ascoltatore che ci ha riassunto tutto questo e forse però tu dovevi indirizzare questo bel WhatsApp a Radio Popolare, agli amici di sinistra, perché sono loro che fanno questo tipo di propaganda, che vogliono ancora più immigrati, che li difendono, che fanno le leggi per loro. Il fatto che ci spedisce a noi questa cosa ci ricorda una roba ovvia, che però, ripeto, mando in onda volentierissimo perché abbiamo tanti ascoltatori che sono lì tra gnacca e petacca che queste cose non le sanno, non hanno tempo di informarsi. Bravo ascoltatore che susciti dibattito, e io questo dibattito lo metto poi sul vostro tavolo e vi invito a scriverci al 340 6709 659, ben pensanti e non. Guardatevi intorno, chi vive intorno a casa vostra? Me lo dite? Il buon mattino da Sammy Varin parte dal quotidiano Il Giornale. Sì, dai, oggi andiamo sul quotidiano Il Giornale, che è quello, come tutti praticamente, guarda che subito mi sbatte fuori. Lo capisci? Sono andato sul quotidiano Il Giornale, mi ha sbattuto fuori perché non è un giornale di sinistra. C'ho il computer razzista, ragazzi, aiutatemi. Conto corrente postale 37671294. Aiutate Radio Libertà ad avere un computer, non dico democristiano adesso, non insultiamo, però, cioè, almeno una via de mezzo, anche attraverso il sito radiolibertà.net. Cliccando in alto a destra c'è un pulsante Dona ora. Ci potete aiutare anche con 5 euro, che sono veramente una stupidata, ma ci date la forza di proseguire, anche perché lo sapete, questa radio non ha pubblicità, vive attraverso il sostegno di chi crede nel buon governo e nella buona politica. E tu dici, per quello che avete le pezze al culo. Bella battuta, bravo Sammy Varin. Sono sul quotidiano Il Giornale perché dicevo, come tanti altri e come anche i siti internet, ragazzi, se volete vado sul Corriere, guarda come apre il Corriere, tanto per, ecco, smentito. No, fino a mezz'ora fa apriva, adesso vado su Repubblica, ecco, Repubblica apre ancora così: antivirus, contagiati, casi sospetti, isolamento, controlli, ecco la circolare del Ministero. Cioè, ragazzi, è il terrorismo puro sul quotidiano Repubblica, mentre il Corriere, ti dico la verità, apriva nel modo identico, ha cambiato titolo e mette, guarda cosa ha messo, Garlasco, ma dai, ma non ne ha parlato mai nessuno di Garlasco, Sempio smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi, lui a Roma dagli psicologi, non riesco quasi più a lavorare. E lo posso capire, perché praticamente, allora, che sia un assassino o no, è stato sputtanato in tal modo, e va a guardare i siti porno e i video porno e va a guardare come si ammazza la gente, eccetera. Cioè, capisci? Adesso poi ognuno di noi ha le sue deviazioni, lo cantava anche Vasco Rossi, lui magari qualcuna in più, ma da qua a essere un assassino
io non so, è chiaro che Stasi c'ha più la faccia da bravo ragazzo, decisamente, però lascia stare, io però satanismo addirittura tirano fuori, io su queste cose non ci vado, cioè se scegliete Radio Libertà scegliete anche la libertà di chi conduce la rassegna stampa di non parlarvi del delitto di Garlasco. Va bene questa cosa? Se non vi va bene, girate su Radio 1, su Radio 24, c'è una rassegna stampa stupenda di un collega bravissimo col vocione, salve a tutti. Ecco, girate lì. Questa è una roba più free, più libera. Cerchiamo libertà, e allora... Santa polenta. Sono sul quotidiano Il Giornale, perché anche Il Giornale, che non è di sinistra, apre così: contagi e vaccini, torna la paura. Emergenza sanitaria sulla nave, signori, era sulla nave. Te l'ho detto, adesso al posto dei carri che sfilano per Bergamo carichi di bare, c'è una vignetta che vede le navi, sono dei barchini che sfilano per Bergamo, anche una dietro l'altra, anche queste cariche di bare. È un umorismo nero, decisamente, ci vorrebbe il generale Vannacci. Sì, poi vi parlo anche di Vannacci, certo. Nuovi casi di antivirus, il ministro Schillaci: in Italia nessun pericolo, ma soprattutto Massimiliano Parente con il suo articolo che parla del salto di specie e quindi di pipistrelli, topi e scimmie, se la natura vuol farci fuori. Un bell'articolo all'interno del quotidiano Il Giornale che riassume tutto quello che è successo in decine e decine di anni, ma ce le ricordiamo queste cose, per cui dagli animali ci sono arrivate malattie. È chiaro che noi siamo andati a cercarle queste malattie, rompendo le palle agli animali, va bene? Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, centro pagina, diritti e poltrone, senti qua, la sinistra divorzia sul matrimonio gay. Signori, Zan, è ritornato Zan e rilancia il testo gay sul matrimonio, ma questa volta i gay litigano tra loro, gli LGBTQ si sono spaccati, hanno detto propaganda, perché sta roba è il solito minestrino, l'avevano già proposto anni fa. Torna Zan, propone nozze egualitarie, l'ira dei gay, fa propaganda. Cioè, capisci? C'è un gay che litiga con Zan, è una roba che non avrei mai pensato. Il Dem vuole superare le unioni civili e punta a una poltrona da ministro. Gli attivisti, nostra proposta nel 21, ma lui sparì. E posso capire che sono arrabbiati, effettivamente. Meloni che vede Giuli, piena sintonia. Ragazzi, aspetta, cosa c'è? Il Corriere che ritorna su questa cosa. Sul sito elettronico, guarda qua, ho capito, ho sbagliato, le scuse del ministro Giuli e richiamo di Meloni, basta errori. Ora ripartiamo. Ha capito di avere sbagliato Giuli, che forse non era il momento migliore di licenziare gente. Tu dici, ma quando è sto momento migliore? Possibile che questi di Fratelli d'Italia cannino sempre? Non ridete voi a casa, perché io l'ho detto da anni che c'è quel famoso problemino di caratura, cioè che li mettono lì perché non hanno nessun altro da mettere, perché Fratelli d'Italia ha avuto un successone, avete votato tutti Fratelli d'Italia, ma sai, non è che la Meloni hanno fatto gli stampini di Meloni, c'è solo la Meloni e gli altri, adesso non facciamo la rima, diciamo che comunque non sono così in gamba, mica umanamente, dal punto di vista politico, essere al governo è comunque una roba pesante, ti stressa. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, sì, io sono qua che oggi punto sul Giornale, perché a Bologna il business rosso delle cremazioni finisce in procura. Un'inchiesta del quotidiano Il Giornale che adesso vi racconto se non l'avete sentita ieri, e adesso cominciano a controllare un attimo. Infine
a proposito di invasione islamica, Lucano, quello che ti dà una mano solo se sei islamico, visita l'imam in cella, amico di Annun. Oh oh! Roba buona, ragazzi, oggi sul quotidiano Il Giornale, proprio per questo che per eccitare la vostra fantasia ho deciso di cominciare con questo. E allora, partiamo da pagina 5, perché giustamente ce l'ha fatto capire anche il giornale comunista Il Manifesto: l'Europa sanziona i coloni. E Israele dice: inaccettabile, intesa a Bruxelles, sia misure contro Hamas per le violenze sui palestinesi. Naturalmente ira di Tel Aviv, arbitrio, ma soprattutto ne dicono anche di più pesanti, la solita roba che dicono gli amici ebrei quando hai qualcosa da dire su di loro. Non bisogna dire niente sugli ebrei, imparate, ok? No, siete antisemiti? E allora zitti e buoni. Sto ridendo, ragazzi, dai, sto in questa valle di lacrime che sono i quotidiani di questa mattina, mi sto mettendo un po' di pepe in culo, lo sentite? Nel senso, cioè, sentite l'allegria. Venezia Propal, albanese ospite d'onore, questa non ve l'aspettavate. Francesco Giubilei ci racconta quest'ultimo caso. Signori, la relatrice ONU alla conferenza sulla Palestina all'Università Ca' Foscari. Nell'Ateneo e nello stesso Ateneo era stato contestato Fiano, vi ricordate? Non l'hanno fatto parlare. Venezia è diventata una città ostaggio dei Propal, perché si vota tra poco e vogliono vincere loro. Avremo capo un puncabestia, probabilmente capo del governo di Venezia. Ieri Francesca Albanese, la relatrice ONU per la Palestina, è stata accolta con tutti gli onori all'Università Ca' Foscari per una conferenza intitolata Una Nakba senza fine, economia e diritti violati in Palestina, con la partecipazione di Anna Comacchio, direttrice della Venice School of Management, un evento accolto con trepidazione per presentare gli ultimi 2 rapporti pubblicati dall'albanese, dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio e tortura e genocidio. Importante sottolineare che la relatrice ONU è intervenuta in un'iniziativa con il logo ufficiale dell'Ateneo Ca' Foscari e con i vertici dell'università, a testimonianza del carattere ufficiale della conferenza. Io mi fermo, ma chiaramente se volete approfondire oggi ne parla il quotidiano Il Giornale e gli altri no. E gli altri, non so come mai, e gli altri no. Ma guarda un po', è questo Sammy Varin che vi dice le cose che gli altri non dicono. Vai, signori, sto per parlarvi di contagi. Vi sentite un po' contagiati dall'antivirus? Avete frequentato Topolini in una discarica di Ushuaia? Da quelle parti ultimamente non ci andiamo. Ma poi in una discarica, ma proprio dove cazzo andiamo a cercarci le malattie? Evacuati gli ultimi passeggeri, positivo una francese grave. La Ondius, la famosa nave rompighiaccio, ha lasciato Tenerife, sono in quarantena i 3 italiani e il sudafricano che erano sul volo KLM, praticamente stavano riportando a casa la gente e uno si è ritrovato lì e dico, oh cazzo, insieme a quella che stava per morire. Errore in Olanda, 12 sanitari in isolamento, ma va tutto bene, tranquilli, non c'è per nessuno, adesso cioè, che capito, non succede niente. I giornali cominciano però a farci preoccupare. Perché? Perché altrimenti non li compra nessuno, ragazzi, perché in questi momenti non ci sono notizie anche sulla guerra tra gli Stati Uniti, Iran, non succede niente, siamo tutti lì ad aspettare qualcosa. Aspettando qualcosa, cosa c'è di meglio di parlare di un possibile contagio? Restate lì, vi faccio tirare un sospiro di sollievo con un pianista. A voi Massimo Magni.
Ci vuole, è un artista indipendente tra una notizia e l'altra e Semivarino ogni mezz'ora fa una pausa musicale con un artista, un compositore, un cantante, chi fa pop, chi fa rock, chi fa musica classica, ma deve essere sconosciuto. Se siete artisti, se suonate, se cantate, se scrivete, fatevi avanti, scrivete una mail a sammy.varin@radiolibertà.net o cercate Sammy Varin e Radio Libertà sui social, perché noi vi promuoviamo gratuitamente. Qualcuno dice: ma so scemi questi, non mi fanno pagare, perché noi pensiamo che chi è in gamba ma non fa parte di certi business debba avere una mano. Poi chiaro, se poi diventate famosi e ci volete dare un'offerta, noi siamo più che contenti. Questo è Massimo Magni, il pianista che ci tiene compagnia ogni settimana con un pezzo estratto dalla sua trilogia La Sinfonia del Cammino. Abbiamo ascoltato Il Riscatto. Con il buongiorno da Sammy Varin a chi mi ha acceso in questo momento, sia la mattina alle 8 del mattino, sia la sera dalle 20 alle 21, ma sia anche sui social. Potete riascoltare questa rassegna stampa in qualunque momento, seguitissima proprio perché non diamo le solite notizie, cerchiamo di stare su argomenti. Io vi conosco molto bene, faccio radio da quasi 50 anni, sono nella politica, e nel senso non sono un politico, ma comunque ho la tessera RIA della Lega da qualche annetto, dal 1987, e diciamo che so a che tipo di pubblico mi rivolgo e cosa gli devo mettere sul tavolo, o che siate leghisti, celoduristi o no. Giustamente mi becco anche le critiche di chi è della Lega e magari però ha un altro pensiero. Ed eccolo qua, è qualcuno che mi ha scritto proprio ascoltando la replica della rassegna stampa di ieri sera, e c'è di mezzo Vannacci, il traditore Vannacci, come lo chiamo io. Ieri è stato intervistato dalla Verità e insomma e comincia a dare l'ultimatum al centrodestra, cioè se non facciamo come dice lui. Il problema è che lui dice le stesse cose che dice la Lega e che la Lega dice da 20 anni, capisci? Quindi mi sembra logico che il fatto che sia uscito dalla Lega prendendo i soldi della Lega, anche i vostri soldi perché lo abbiamo votato, è difficile non dire traditore, capisci? Anche se, ribadisco, disco riba, io lo amo, io cioè, gli ho stretto la mano, siamo abbracciati, e a Pontida la scorsa estate ha detto che è uno di noi, che non se ne sarebbe mai andato perché già circolava l'idea, eccetera. Adesso questo ascoltatore rigira la frittata dicendo: ma siete voi traditori, voi della Lega, perché non lo avete amato abbastanza. Cioè io dovevo amare la sua 10ª Mas, ma che cazzo me ne frega della 10ª Mas? Ci guardavamo in faccia ogni volta che lo dice. Vabbè, fa lo spiritoso per far arrabbiare la sinistra, è vero, fa bene, eccetera. Alla 100ª volta che la tirava fuori, dopo un po' dicevamo: sì, vabbè, ma adesso basta. Ti leggo questo messaggio perché probabilmente rappresenta anche una bella parte di voi, chi magari è uscito dalla Lega e è andato con Vannacci, o chi è uscito dalla Lega perché c'era Vannacci. Ci sono anche questi ragazzi, eh? Ciao Sammy, premetto la mia immutata stima, che è data ormai da molti anni nei tuoi confronti. Sono però molto dispiaciuto del tuo atteggiamento livoroso verso Roberto Vannacci. Vorrei ricordarti che Vannacci sia stato corteggiato a lungo da Salvini per entrare in Lega e purtroppo, ne ho conoscenza personale, ancora prima che si candidasse alle elezioni europee, i colonnelli della Lega, la mia Lega da 40 anni, hanno inscenato una pessima commedia contro il generale, motivata non tanto dalle sue idee, che non hanno nulla di fascista, sono solo ciò che già da prima chiedevamo alla Lega di proporre con coraggio e coerenza. Oddio mio, la 10ª Mas sinceramente non l'avevo mai sentita nominare, ma mi è sfuggita, bensì dalla gelosia per l'ultimo arrivato, dotato del coraggio che adesso manca ormai da tempo. Ma senti, gelosia, nel senso che uno si è sparato decine e decine di anni sul territorio ad ascoltare la gente, ad assorbire i problemi della gente, è pronto per rappresentare quella gente, e arriva uno che non sa niente di politica e che non ti fa eleggere praticamente dopo che hai speso tantissimi soldi, perché lavori con i tuoi soldi sul territorio, non ti paga la Lega.
un po' di cattiveria ti viene dentro, però giustamente Vannacci era in gamba, è in gamba, e quindi molti hanno deglutito la cosa, continuando poi certo a lavorare per la Lega. Molti altri invece hanno detto no, ecco, me ne vado, Vannacci, e allora non vado via. La domanda è: adesso che Vannacci se n'è andato mettendocelo politicamente in quel posto, ritornano nella Lega questi, certo. Quindi bensì della gelosia per l'ultimo arrivato, ma soprattutto dalla paura che quest'uomo potesse sottrarre loro i voti, mettendo a rischio la loro riconferma. E in effetti molti europarlamentari non sono stati riconfermati. È stato purtroppo organizzata dagli uomini, dalle donne della mia amata Lega, una squallida e vergognosa campagna di discredito della persona di Vannacci. Lo hanno attaccato su tutto, anche su principi, valori condivisi, ma che usciti dalla sua bocca diventano all'improvviso fascisti. No, Sammy, il traditore non è Vannacci. Mi spiace che tu, solitamente rispettoso degli altri, insomma, scada anche nell'insulto al generale, perché gli ho detto traditore. Mi spiace doverlo ammettere, ma è stata la Lega a tradire Vannacci, e purtroppo così facendo tradisce anche molti dei valori leghisti che Umberto ci aveva trasmesso. Chiaramente il Bossi era un fascistone. Il tuo continuo attaccare Vannacci non fa bene né a te né alla Lega. I leghisti non sono tutti idioti, il valore di quest'uomo è evidentissimo, lo vediamo tutti, ma infatti anch'io lo dico, sono innamorato ancora di Vannacci, ci mancherebbe, solo che se gli dovessi dare la mano domani gli direi ma mi devo fidare di te, scusa. Il denigrarlo otterrà l'effetto contrario. A mio parere sarebbe meglio mostrare occasionalmente un atteggiamento dispiaciuto per la separazione senza entrare in dettagli, ma ho detto anche questo, te l'ho detto, come quando la fidanzata ti lascia, tu continui comunque ad amarla, a volerle bene, anche se la vedi con un altro, ti viene anche un po' da piangere. Io purtroppo dopo 40 anni di Lega sto riflettendo su quest'ultima disavventura della Lega e comincio ad avere dei dubbi. Ma chi non ha dubbi, caro ascoltatore, che non ti firmi? Ma ci mancherebbe altro, amiamo anche te, ma soprattutto se avete qualcosa da dire sul generale Vannacci, mi raccomando, niente parolacce, perché poi si incazza questo ascoltatore qua, fatemelo pure sapere scrivendo un WhatsApp al 340 6709 659. Chiaro che lui adesso è lì e oggi su qualche giornale scrivono che visto che cioè la sinistra continua ad aumentare di voti, alcuni quotidiani dicono addirittura che ha superato il centrodestra. Praticamente i suoi discorsi sono quasi che inutili, nel senso che se non ci uniamo tutti quanti all'interno del centrodestra si perdono le elezioni, capito mi hai? Cioè, mi sembra logico, e quindi non c'è stato motivo secondo me che Vannacci sia uscito dalla Lega, se non per avere un suo carisma maggiore. Tu dici sì, carisma maggiore, però adesso non ne parla più nessuno di Vannacci. La prima intervista c'è stata ieri sulla Verità, dopo mesi e mesi che era sparito. Va bene, chiusa la parentesi, ma doverosa, ripeto, perché parliamo di un'ex fidanzata di Sammy Varin, il generale Vannacci. T'ho detto, sono stato il primo a promuoverlo, a volergli bene, a dire che è un grande comunicatore, una persona di cui c'è bisogno in questa triste valle di lacrime politica. E poi me lo sono ritrovato in quel posto politicamente, e quindi come molti di voi non è che siamo arrabbiati, però diciamo ci ha preso in giro, no, e qualcuno dice siete voi della Lega che avete preso in giro Vannacci, non avete fatto quello che Vannacci voleva, anzi vi è stato un po' antipatico perché ha rubato i voti a qualcuno di voi. E la verità sta sicuramente nel mezzo, ragazzi. Quando volete siamo qui per parlarne. Intanto attenzione all'antivirus, perché adesso è arrivata la circolare del Ministero: contatti isolati per 60 giorni, ma in Italia niente rischi. Chissà perché io quando sento queste frasi mi preoccupo. Test solo per chi ha sintomi,
così come le mascherine sui mezzi. Le compagnie aeree segnalino subito i casi sospetti, quindi non c'è assolutamente da preoccuparsi, non preoccupatevi, anche se continuano a parlarne, anche se i giornali lo mettono in prima pagina. Naturalmente sono contagiosi anche gli asintomatici, ma ci siamo già passati da questa cosa. Mutazioni e vaccini, cosa sappiamo? Rischi anche prima dei sintomi, scrive oggi il giornale. La Svizzera sequenzia il virus, al lavoro sul siero, ma Farmindustria dice non ce ne sarà l'esigenza. Ti immagini se non lo fanno il vaccino? Lo farete il vaccino per l'antivirus? Scrivetemi 340 6709 659, ragazzi, te l'ho detto oggi. Vi faccio sentire nuove emozioni. Mai come Massimiliano Parente. Il suo trafiletto a pagina 9 del quotidiano Il Giornale, secondo me, è carinissimo. Pipistrelli, topi e scimmie, se la natura vuole farci fuori. Dunque, due ornitologi partono per osservare gli uccelli e si ritrovano in una storia di roditori, da cui non sono stati morsi, almeno non risulta. Il contagio da hantavirus, con l'H, hantavirus, una roba delle valli bergamasche, avviene soprattutto respirando particelle contaminate da urine, feci o saliva di roditori. Quindi loro non toccavano niente, ma hanno respirato particelle. Dove facevano birdwatching questi due? In una discarica a Ushuaia. Posto ideale per fotografare uccelli nella cacca di topo e beccarsi un virus potenzialmente letale. Fossero stati nella natura incontaminata, forse avrebbero corso meno rischi, o sarebbero morti strangolati da un boa, o magari punti da un insetto o un ragno. Però almeno una sua dignità horror naturalistica c'è in questi casi, e poi non si trasmette nessun virus. Quindi adesso abbiamo i roditori incriminati, ricordiamo anche la moglie di Gene Hackman morì di antivirus, e gli umani che vanno dappertutto per fare qualsiasi cosa. Come? Chi se la dimentica? Tutta la vicenda dell'origine del Covid-19, dal pipistrello all'uomo, non a Batman, forse passando per un pangolino. Prima del Covid-19 nessuno che non fosse cinese sapeva cosa fosse un pangolino, io tuttora non lo so, o per qualche altro ospite intermedio macellato e venduto in uno di quei luoghi cinesi chiamati wet market, e solo il fatto che si chiamano wet market è sporco, non si va tra gabbi e sangue, liquami, che posti deliziosi, wet market, vanno chiusi? No, o sì, cioè hanno vietato alcune cose, regolato altre, annunciato molto, e di fatto sono ancora aperti. E prima ancora la mucca pazza, che non è il film di Roberto D'Agostino, quello era Mutande pazze, e non era neppure un virus, era un prione che ti mangiava il cervello. E poi prima ancora la zanzara tigre, quella asiatica, neppure una tigre, era una zanzara. E Ebola di nuovo dai pipistrelli, e l'influenza suina dei maiali, e la MERS dal dromedario, e senza considerare le varie influenze aviarie trasmesse da polli, anatre e vari tipi di uccelli di cui ci nutriamo, è il terribile HIV, da primati non umani a primati umani, e potremmo andare indietro fino al Pleistocene, passando persino per il vaiolo delle scimmie. Insomma, io me ne sto a casa perché detesto gli umani e mi devo preoccupare dei virus portati nel mio salotto da chi va in giro per il mondo in posti improbabili. Oh sì, c'è la responsabilità umana, il surriscaldamento, la deforestazione, noi ce la mettiamo tutta per estinguerci. Però in generale anche la natura tende a farci fuori da sempre, forse non l'abbiamo capito, mentre i virus che non capiscono niente, sì, loro sì che hanno capito tutto. Bello l'articolo di Massimiliano Parente, oggi sul quotidiano Il Giornale, per ridere, in questa valle di lacrime. Per fortuna ci sono quelli che speculano sui morti. Ne parla ancora Il Giornale, a pagina 14,
crederci, l'ha scoperto lui questa cosa. Già, il caso cremazioni ora finisce in procura. Dopo le rivelazioni del giornale, a Bologna Fratelli d'Italia presenta un esposto anche all'anticorruzione. Il business delle cremazioni finisce in tribunale. Dopo l'inchiesta del giornale, l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Stefano Cabedagna ha presentato un esposto alla Procura di Bologna, alla Corte dei Conti e all'ANAC. Gli inquirenti potrebbero così approfondire quanto emesso attorno alla gestione dei forni crematori di Borgo Panigale. Il polo è affidato a Bologna Servizi Cimiteriali, che è controllata al 51% dal comune, ma partecipata al 49% da SVP, socio privato. Quest'ultimo però è a sua volta compartecipato per l'86% dalla cooperativa intersettoriale montana di Sassoleone, una realtà vicina al PD. E qua ci fermiamo, ma naturalmente c'è un paginone su questo argomentone sul quotidiano Il Giornale. Giro di nuovo la pagina e questo lo amiamo ancora più del traditore Vannacci, lo amiamo tantissimo perché io sono convinto che lui alla fine non ne sappia niente, non ha fatto niente di male, passava di lì per caso. Lucano, quello che ti dà una mano ma solo se sei immigrato. Lucano visita in carcere l'imam col Kalashnikov. Eccolo qua, che figo ragazzi miei. Oh, c'ha la barba quasi come la tua Simone, ancora un po' e ci arrivi. L'eurodeputato vede il braccio destro di Hanun detenuto in Calabria con l'accusa di terrorismo. L'ex sindaco di Riace, ora eletto con AVS, lo ricordiamo, europarlamentare, è appena decaduto da sindaco di Riace, anche un po' arrabbiato, ha già emesso la sua sentenza. La loro colpa? Essere palestinesi. Lamentano anche l'atteggiamento oppressivo in Italia. Insomma, terrorismo e Stato non dovrebbero mai essere accostati, scrive Giulia Sorrentino oggi sul Giornale. Ma la vicenda di Mohamed Hanun in carcere con l'accusa di essere il capo della cupola di Hamas in Italia ci ha insegnato che invece la prossimità con il mondo politico è tutt'altro che anomala. In carcere però non c'è solo Hanun, ma anche Riyad al-Bustani, chiamato lo sceicco, visto le sue frequenti visite in quel di Gaza, Raed Davou, Yasser Esali, tutti accusati del medesimo reato 270 bis, che punisce chiunque promuova, organizzi, diriga o finanzi associazioni dedite ad atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ma ciò nonostante, Mimmo Lucano, recentemente decaduto da sindaco di Riace, è andato a trovare Al-Bustagi, lo stesso che in foto ha il mitra in mano, colui che è considerato il punto di collegamento con le brigate di Al-Qassam, ala militare di Hamas. E sono una coppia bellissima, devo dire, in foto quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, l'unico che parla di questa cosa, ragazzi miei. Tenetelo presente se state per uscire di casa e vorreste comprare qualcosa di carta, ok? C'è anche quella igienica sicuramente, ma questa carta, poi noi che abbiamo fatto il militare, ragazzi, si può usare comunque. Dai, ridiamo un po', andiamo sulla stampa. La stampa invece va comprata oggi perché si occupa soprattutto della crisi del bianco. Tu dici bianco significa che sono tutti neri, quindi siamo fascisti. No, questa volta non la buttiamo in politica. La crisi di Electrolux. Prima però, paginone, Trump in Cina, la linea rossa di Xi, domani il tycoon arriva in Cina con Musk e Cook, Pechino non disponibile a grandi aperture su Iran e dazi, il nodo Taiwan, il presidente USA, il cessate il fuoco con i pasdarane in terapia intensiva, Putin, l'Unione Europea apre al dialogo. Insomma, il G2, come lo ha definito lo scorso ottobre Trump, sta per riunirsi di nuovo. Il presidente degli Stati Uniti è pronto a volare da Xi Jinping, col quale anche ieri ha ribadito di avere un ottimo rapporto che consente di fare affari intelligenti.
La prima visita di un leader americano in Cina da novembre 2017 comincerà domani sera, ma entrerà nel vivo giovedì. E mentre Trump minaccia l'Iran e parla di una tregua appesa a un filo, l'Unione Europea rompe il tabù e dà il via libera ai contatti con la Russia di Vladimir Putin. E quindi in qualche modo, bada ben, dà ragione alla Lega, che proprio ieri la Lega diceva forse è il caso almeno di parlarci, non dico di comprargli il gas magari, ma di parlarci. Sempre in primo piano sul quotidiano La Stampa, la crisi piega Electrolux in Italia, 1700 esuberi, roba triste ma che dobbiamo assolutamente tenere presente. Del governo chiaramente è chiamato a fare qualcosa, se ne parla a pagina 8 sul quotidiano La Stampa, appunto il titolo è La crisi del bianco. Il gruppo di elettrodomestici Electrolux dimezza la produzione e taglia 1700 posti su 4000 in Italia. Sindacati in sciopero, ora un tavolo col governo. Prevista la chiusura del sito anconetano, oggi la mobilitazione dei lavoratori. Qual è il problema? È l'acciaio. Nel retroscena ne parla Alessandro Barbera insieme al ministro delle imprese Urso. L'acciaio troppo caro e l'ipotesi cinese, il governo rivede il fantasma del Beko. L'idea è quella di offrire contropartite come fatto per evitare la chiusura del colosso turco. Fatto sta, insomma, che una comunicazione ai sindacati che arriva così improvvisa, anche se i segnali di allerta erano già chiari, si trascinavano da tempo. Electrolux annuncia 1700 esuberi negli stabilimenti italiani e ce ne sono vari. Un piano che coinvolge Porcia in provincia di Pordenone, Sussegana nel Trevigiano, Forlì, Solaro nel milanese e soprattutto Cerreto d'Esi nell'anconetano, destinato alla chiusura completa. E qui naturalmente un abbraccio a chi ci lavora e molto spesso ci lavora l'intera famiglia in questi siti. Giro la pagina e signori siamo sul quotidiano La Stampa, nuova legge elettorale, Meloni apre ai ritocchi. Lo so che non ve ne frega assolutamente niente perché non ci capite niente come il sottoscritto, e sfida l'opposizione. Vertice con Salvini, Tajani, Lupi, ma non c'è ancora intesa tra alleati. Tavolo bipartisan per stanare il campo largo. Vogliono la stabilità, punto di domanda. Quale modello di legge elettorale? Lo stabilicum futuro, questa proposta di legge del centrodestra per sostituire il Rosatellum, che sono sempre nomi divini, capisci? La fantasia politica, con un sistema proporzionale corretto che garantisca governabilità evitando il rischio pareggio. E questa è la cosa, perché se si uniscono tutti belli e brutti cani e porci, centrodestra e centrosinistra avrebbero più o meno gli stessi voti o vincerebbero di pochissimo. Questo stabilicum prevedrebbe un forte premio di maggioranza o un ballottaggio, liste bloccate e l'indicazione obbligatoria del premier. Il problema è che favorirebbe certi e sfavorirebbe altri. Che è chiaro, non è che trovi una roba che può aiutare tutti quanti, e gli sfavoriti questa volta saremmo noi della Lega. Ma no, non è vero. Pagina 10, ragazzi. Mago Varin ieri lo aveva previsto, vi ho lanciato anche questa frecciatina. Il prossimo Parlamento sarà quello che eleggerà il Presidente della Repubblica, e abbiamo messo sul tavolo qualche possibilità. Chi ha detto Giorgetti, giustamente, che cavolo, chi ha detto Prodi, Rosy Bindi, terribile. Io, dopo una chiacchierata con parenti e amici a Bologna nel weekend, Bologna città comunista, mi è venuto fuori dal cappello Casini.
Casini, già, Casini, che però mi hanno detto subito: guarda che questo ci odia il centrodestra. Ma come? Era dentro nel centrodestra, vi ricordate? E poi però si è fatto eleggere come indipendente nel PD e adesso viene considerato un po' un guru. Quando non si capisce cosa fare nella vita, chiami Casini al posto dell'astrologo. Eccolo qua Casini, guarda, mago Varin, l'ho evocato ieri e oggi la stampa mi ha sentito e lo va a intervistare. Voilà! Serve accordo tra i poli sulle riforme, sia il premio ma non sia abnorme. Sembra quasi Tajani quando parla. Il senatore Dem dice, adesso oggi è Dem, le preferenze sono l'unico meccanismo per restituire lo scettro ai cittadini. Intervistato Pier Ferdinando Casini oggi sulla Stampa, che dice: Meloni ricordi che cambiare il sistema di voto non porta bene. Vai, tocchiamo, vai con l'argenteria, eviti forzature e impari dalla lezione del referendum. Fanculo, quando non sanno cosa tirar fuori, tirano fuori il referendum che hanno votato gente che non gliene fregava niente, protestava, anch'io protesto, al posto che andare dallo psicologo si sono alzati e sono andati a votare per il referendum, capisci? Alessandro Di Matteo, ve ne leggo qualche riga, non di più ragazzi, perché troppo Casini fa male alla salute, però potrebbe diventare Presidente della Repubblica, sappiatelo. Un premio di maggioranza per garantire governabilità può essere giusto a condizione che non sia abnorme e che sto campionando, ditemelo. E comunque ricordo a Giorgia Meloni che le modifiche delle leggi elettorali in corso d'opera non hanno mai portato particolare fortuna. Pier Ferdinando Casini, da veterano del Parlamento, ha una lunga esperienza di riforme elettorali e proprio perciò invita a procedere con gradualità, evitando forzature, perché sulle regole del gioco serve il confronto. Attualmente, appunto in questo momento alle 8:29, è senatore del PD, ma eletto da indipendente, e ci tiene a chiarire che le sue sono opinioni a titolo personale. Se vi interessano, oggi c'è Casini sul quotidiano La Stampa. Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68
40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E sento i piedi che toccano terra, ogni passo diventa un'ancora, il peso che si sposta da una gamba all'altra è il battito del mio cuore. Il presente è un filo sottile, i pensieri salgono ma li lascio andare, i ricordi li osservo come nuvole in cielo che poi passano, non mi travolgono, la malinconia si trasforma in parole che portano verità, e rimane con me soltanto ciò che conta, ogni passo è mio, ogni respiro è mio, perché camminare non è cancellare, continuare a salire, lasciare andare, allenare lo sguardo a restare sulla mia strada, che è come uscire dalla nebbia anche se non c'è il sole, ma so qual è la direzione, tutto racconta qualcosa là fuori, le foglie e il vento, le luci, colori. C'è chi cerca radici, c'è chi vive di onde, c'è chi continua a sperare che un'onda diventi radice, e se silenzio è lo spazio perfetto per la fantasia, il passato risale come una corrente che trascina la mia memoria, ma è solo pioggia sugli occhi, o forse un'ultima lacrima, come pagine strappate via da un libro lasciato a metà, e rimane con me soltanto ciò che conta, ogni passo è mio, ogni respiro è mio, perché camminare non è cancellare, continuare a salire, lasciare andare, allenare lo sguardo a restare sulla mia strada, che è come uscire dalla nebbia anche se non c'è il sole, ma so qual è la direzione, tutto racconta qualcosa là fuori, le foglie e il vento, le luci, colori. Piccoli tesori musicali che Sammy Varin vi propone ogni mezz'ora qui in rassegna stampa su Radio Libertà. Abbiamo ascoltato Il cammino della presenza con Claudio Rigo, che ci spiega come tra quello che facciamo e quello che siamo dobbiamo imparare ogni giorno a distinguere tra quello che facciamo e quello che siamo. Claudio Rigo è diplomato al Conservatorio di Alessandria e dopo anni di piano bar è tornato a comporre musica. Bravo Claudio, bravi anche voi, vedo che ascoltando Sammy Varin state
facendo scintille, c'era una canzone che è meglio non cantare. 340670969, stanno arrivando tanti whatsappini, adesso qualcuno ve lo leggo, ma intanto tutte le radio serie stanno parlando del delitto di Garlasco, dell'impronta 33, il verdetto dei RIS che dice la mano destra di Sempio e gli altri audio che inguaiano Sempio. Sto qua, ma deve parlare da solo, mi raccomando ragazzi, smettete di parlare da soli, non fatelo, ne conosco, anche qua in ufficio a volte dicono cose che poi è pericolosissimo, e Andrea che è stato visto a Roma e dice vogliono incastrarmi e non va più al lavoro, ma è chiaro, l'hanno sputtanato, ne han dette di tutti i colori, che ognuno di noi c'ha i suoi piccoli segreti, le sue piccole manie. È chiaro che se le spieghi a tutto il mondo, probabilmente un po' di lo sputtanamento olè arriva. Questo ad esempio sul sito elettronico di Repubblica, mentre su quello del Corriere, tranquilli, non ve ne parlerò, si torna sul caso Minetti. Sì, perché oggi i giornaloni riprendono quello che ieri ha scritto il Fatto Quotidiano. Se non ci fosse il Fatto Quotidiano. E adesso vanno a intervistare, l'ha fatto per primo il Fatto Quotidiano, la massaggiatrice del gin tonic. Ragazzi, come fate a non far passare questo martedì se non leggete l'intervista alla massaggiatrice del gin tonic, che era uno dei locali del marito della Minetti? Là dentro ho visto di tutto, ora vivo nascosta, signori. Roba buona sul Corriere che io non vi leggerò mai, sappiatelo, mai. Io vi parlo di Casini invece. No, dopo andiamo avanti. Casini, più che un guru, è un canguro, salta da un posto all'altro con una serietà degna di nota, signori. Avete ragione, ragionissima, però è veramente trattato da guru, sugo guru. È una persona seria. Chiaro che in fondo anche lui ha la faccia di uno che ti prende un po' per il culo, ma però non lo vieni a sapere se non con molto ritardo. Aiutiamo l'Ucraina che ci fa bene, diamogli tutti i nostri soldi, tanto a noi non ci interessano. Forza Giorgia! Nessuno osa dirlo, ma vada avanti con Zelensky, la Meloni, e vedrà come crescono i suoi voti. Sì, per quello che la Lega qualche dubbiettino ce l'ha. È chiaro che se si resta dentro nel governo si alza il ditino e si spera, visto che adesso magari ricominciamo a parlare con la Russia, che qualcosa cambi. Ma come? Putin apre a una risoluzione e un intelligentone di destra si mette contro e l'Europa deve decidere, ma stiamo verificando? Sì, diciamo che certi alleati non sono d'accordo nel riprendere il dialogo con la Russia. Ricordo che oggi è l'anniversario del referendum sul divorzio, dove è iniziata la rovina della società. Bullismo, baby gang, droga, suicidio, merda varia, più assassinio di innocenti. Capito? Buongiorno, mentre si blatera di cose inutili, la bimba della famiglia Del Bosco, dopo essere stata stravaccinata, è in ospedale. Chissà perché. Stato assassino, scrive questo ascoltatore. Parliamo anche della scuola delle suore distrutta dai soldati ebrei ieri. I PS, già, loro sono democratici e io non sono pro-Pal. Quindi l'Iran è un paradiso rispetto all'Egitto e all'Oman, per esempio. Ammazziamoli tutti, grazie a Israele. Chiaro che noi prendiamo le distanze da questi messaggi forse un pochino forti, però giustamente questo è l'effetto dopo aver ascoltato un'ora di rassegna stampa di Sammy Varin. Capisci come siamo potenti? Più sento i TG e più penso che quella povera ragazza, pace e amen a lei, fosse molto gettonata. Chiedo scusa. Chiaramente già non so di chi stai parlando. Cittadinanza italiana non è solo diritto di voto, ma anche gestione del voto nei seggi elettorali. A Ostia, nella sezione elettorale nella scuola in via dell'Idroscalo, da svariati anni 2 seggi sono gestiti da componenti dove dal presidente di seggio all'ultimo scrutatore sono zingari. Oddio,
Gulp, stranamente in questi due seggi i tempi di scrutinio sono lunghissimi e sempre stranamente sono valide solo le schede con i voti per la sinistra, poiché tutte le altre vengono annullate essendo sporche di grasso, benzina e inchiostro. I giornalisti della sezione di Ostia del Messaggero posero sulle pagine di Ostia il Litorale la domanda: come mai nei due seggi gestiti da Zingari, se tutte le schede sono nello stesso contenitore, solo quelle con i voti per la sinistra erano integre, tutte le altre deteriorate e quindi annullate? Come mai solo per i due seggi gestiti da Zingari sono serviti tempi lunghissimi per avere i risultati? E mi fermo perché il messaggio è lunghissimo, però insomma, io accolgo le vostre segnalazioni assolutamente. Ciao, uscendo dalla Lega vuol dire rimandare tutte le battaglie che abbiamo fatto. Io mi auguro che per andare avanti bisogna stare uniti. Ma certo, Pasquale, se esci dalla Lega ricominci da zero, resetti tutto quanto, cancelli tutta la memoria del computer. Va bene? Mi piace come paragone. Poi, se vi piace questa cosa, soprattutto poi vai avanti a dire le stesse cose che dicevi all'interno della Lega, e adesso pretendi di fare squadra chiaramente con la Lega. Ma io non dico mica di non farlo, perché se non lo facciamo perdiamo le elezioni, è chiaro, ma questo aumenta la litigiosità, le problematiche. Vogliamo diventare come il centro-sinistra? Ditemelo, rispondete prego, grazie. 340-6709-659. Guarda che questo canale Radio Libertà è un pensatoio politico, cerchiamo di pensare insieme, di capire qual è la buona politica da portare avanti, capito mi hai? Sono sulla Stampa, Meloni bacchetta Giuli per i dirigenti silurati. Non era il momento, faccia a faccia tra la Premier e il Ministro, malumori in Fratelli d'Italia, non aggiungo altro, ti ho già parlato di caratura politica di certi eletti e te l'ho detto, è il problema, ma lo avevamo anche noi della Lega, 20 anni fa, forse di più, quando abbiamo letto alla stragrande un fracco di gente, c'era gente che non aveva proprio l'esperienza, e che noi eravamo forse più sinceri, lo dicevamo e tiravamo fuori il pesce, il cappio, e che erano cose che comunque facevano discutere, ma avevano una comunicazione fortissima e la gente capiva. Questi invece vogliono fare i fighi quando non sono fighi e fanno figure di merda. Scusami, ma no, non voglio offendere nessuno, siamo fratelli, noi un po' meno, ma loro sicuramente Fratelli d'Italia, e a volte, però molto spesso, fanno capire che insomma sono andati lì perché ci dovevano andare, non c'era nessun altro che ci andava. A destra vacilla il mito della stabilità, non resta che il totem del bipolarismo. Altro articolo è che fa alzare sopracciglio a pagina 13, siamo sulla Stampa, ricordatelo, la certezza dell'inamovibilità ha provocato scivoloni come quello al Ministero della Cultura. Meditazione, l'analisi di Flavia Perina, che non perdona. La vicenda di Bacari, o Bacari come volete voi, sono le robe che fanno arrabbiare, non me ne frega niente, era nero, era abbronzato, ma non ridete assolutamente, sta cosa qua deve finire, sti ragazzetti che vanno in giro ad ammazzare col cacciavite eccetera. 5 arresti a Taranto, 4 di loro sono minorenni. Bacari, il bracciante ammazzato in strada dal branco di ragazzini. Lui, originario del Mali, integrato, regolare, è stato ammazzato sabato alle 5:40 nel mattino a Taranto da un maggiorenne e 4 minori italiani, tutti tarantini. E qui mi fermo perché mi viene da vomitare, ragazzi. Chiaro che la mia domanda è: da dove hanno imparato questi? Ok? Però non è pensabile proseguire in questo modo. Attenzione, c'è Simona Malpezzi, la senatrice Dem, che dice: il governo crede solo nella punizione, riempie le carceri senza educare, con il decreto Caivano repressione senza prevenzione. E chiaramente anche qui, signori, visto che avete a disposizione un numero per i vostri WhatsApp, scrivetemi al 340 6709 659,
più che costruire nuove carceri, e anche questo non gli va bene alla sinistra, assolutamente no, fare delle leggi un attimino più severe, educare naturalmente a scuola, però li mettiamo anche il metal detector prima di entrare. Che cos'altro suggerite al governo in questo momento? Perché con sti giovani violenti sempre di più siamo piuttosto preoccupati. Per fortuna c'è Roberto Vecchioni, d'altronde siamo sulla Stampa, ci mancava. La poesia mi ha insegnato a scrivere. Roberto Vecchioni, intervistato a pagina 29 della Stampa. Le canzoni, questa è interessante, le canzoni dell'intelligenza artificiale non emozionano. È interessante questa cosa, io la penso però al contrario, chissà perché, no? Penso che siano spinte troppo all'emozione. Alcuni pezzi, anche di artisti, lo sapete, io tengo ad Alessandro Villa, cantautore brianzolo, che ha scritto bellissime canzoni, le ha fatte interpretare ad artisti veri, poi non ha trovato più nessuno che gli dedicasse attenzione. Guarda un po', è un disabile, e voi disabili rompete le palle, e basta, e via, su sta carrozzina non servite a niente, io sono come Giannini, e ha iniziato a proporre le sue canzoni all'intelligenza artificiale e si sta facendo ascoltare in tutto il mondo. E le sue canzoni sono molto forti, spinte con il massimo pathos, perché lui parla di disabilità, di problemi psicologici che hanno i disabili, eccetera. Cercatelo, è Alessandro Villa sui social. E al contrario, dice invece Vecchioni che le canzoni non emozionano. Secondo me invece emozionano troppo. Cioè si spinge veramente in maniera esagerata sull'emozione e si lascia poco all'umano. Torneremo sull'argomento, lo sapete, io cerco di selezionare artisti che suonino, cantino, ballino senza intelligenza artificiale, ma vi assicuro è sempre più difficile. Vado avanti, signori, c'è roba buona oggi sui quotidiani, ma bisogna selezionare accuratamente, ragazzi. Dovrei chiedere un aumento dello stipendio, mi scrive qualcuno, ma mai chiesto in vita mia, oh, se sono un pirla, lo so. Libero, guerra sporca, senti qua, la sinistra guardona. Perché stanno per uscire notizie su un nuovo scandalo, ve lo dico subito, avvalorato anche da Mieli, che non è una canzone dei Giardino dei Semplici, ma è un pezzo grosso del giornalismo e della cultura italiana. Pare che stia uscendo un nuovo scandalo, c'è di mezzo qualcuno, naturalmente del centrodestra, quelli di sinistra rubano profumi e basta, noi e infatti oggi Libero titola La sinistra guardona, un altro ministro con l'amante e la moglie lo sa. Per colpire il governo, Repubblica si butta sul gossip, è successo nel weekend. Mieli rilancia, parte il tam tam sui social, ma chi è? Si saprà nelle prossime ore, quindi preparatevi, ragazzi. Adesso ministri e sottosegretari sono lì che dicono oh, cazzo. La Meloni placa il Giuli furioso, chiuso il caso del licenziamento, rinnovata la fiducia dopo le voci, siamo in prima pagina sul quotidiano Libero, e poi arriva una storia nuova, meno male, ci stavamo annoiando, per la prima volta in Italia arriva la sentenza, e Alessandro Gonzato su Libero che ci racconta l'incredibile storia del bimbo con 2 padri e una madre, da non perdere. Chiaramente intanto ritorna l'agenda Zan Zan e il PD ci prova, ora adozioni alle coppie gay, e aggiungo io, i gay si incazzano. Antivirus, eccolo il vero orrore, scrive Libero, ha risvegliato i televirologi, il morbo della nave e le frasi fatte ritornano, ragazzi miei, sì, e per fortuna c'è Sammy Varin che sfiora soltanto queste argomentazioni e non vi fa preoccupare più di tanto, ragazzi. Se dobbiamo morire,
moriremo anche se non abbiamo odorato la cacca dei ratti in Nicaragua. Il PD dopo la patrimoniale, la terra del fuoco, sì. Il PD dopo la patrimoniale vuole pure le adozioni gay, cambi il diritto di famiglia. Ecco le priorità dei compagni, chiaramente se andranno al governo, sappiatelo, scardinano il nucleo familiare, ne parla pagina 2 Libero, a 10 anni dall'approvazione della norma Cirinnà sulle coppie di fatto, sembrava che andava tutto bene, i Dem annunciano che in caso di vittoria alle elezioni del prossimo anno riconosceranno i figli delle unioni formate da 2 mamme o 2 papà. Ok? Mai quanto appunto se poi sono 2 padri e una madre. È un casino, ragazzi, è un casino, però andrà bene qualunque cosa. Taglio basso, con i soldi della Salis, le sigle LGBT insultano gli alpini. Dopo il fango delle pseudofemministe, Liguria Pride lancia la settimana arcobaleno con alcune grafiche contro gli alpini e il sindaco tace di nuovo. E lo so, devi comprare Libero per sapere queste cose. Vomitano sugli alpini e ricevono finanziamenti e patrocinio dal comune di Genova, la cui elegante sindaca Silvia Salis di fronte allo scempio tace di nuovo. Il Liguria Pride, adesso ricominciano tutti i Pride, preparatevi a rivederli sotto casa vostra. In vista della settimana LGBTQ dal 6 al 13 giugno, ieri ha diffuso una serie di grafiche infamanti contro le penne nere che da venerdì a domenica hanno riempito la città di Genova per la dunata e sono state celebrate da tutti, tranne che da un gruppuscolo di pseudo-femministe, le abbiamo viste sui social, saranno state 10-15, per le quali sono dei molestatori. 3 alpini mentre passeggiavano per il centro hanno pure salvato col massaggio cardiaco un genovese colpito da infarto, ma la comunità arcobalena li disprezza. Al macismo e al militarismo, alle penne in erezione, c'è scritto proprio così, che occupano la nostra città, preferiamo sempre delle favolose piume. Not all alpini, ha scritto sui social il Liguria Pride. Altra grafica, anche oggi siamo fuori dal coro e a gran voce diciamo not all alpini, gne gne gne. Not all alpini, non siamo tutti alpini, e in questo caso è una fortuna. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, saluto e ringrazio la sottosegretaria Sandra Savino, che so essere anche un po' influenzata, la ringrazio per la sua presenza quest'oggi in aula, ovviamente il nostro Presidente Calandrini. Vorrei iniziare questo mio intervento non entrando in quelli che sono i numeri, perché penso che proprio il Presidente abbia fatto una disamina assolutamente esaustiva di quello che è il contenuto tecnico di questo documento. Io penso però che il Ministro Giorgetti abbia presentato un documento di finanza pubblica che dice la verità. Non è certamente una verità comoda, non è neanche una verità rassicurante, ma è la verità. E chi conosce il ministro Giorgetti sa che è fatto così. Preferisce un dato scomodo a una promessa vuota. Preferisce guardare i numeri in faccia piuttosto che nasconderli sotto il tappeto con annunci trionfali, tipo quello di abolire la povertà. Questa evidentemente è la Lega. Mi rivolgo al collega Enrico Borghi. Vede collega, io penso che quando un allenatore ha nella propria rosa un top player, lo fa giocare sempre. E allora il nostro top player è Giancarlo Giorgetti e di questo siamo estremamente orgogliosi, ma penso che lo siano anche tutte le istituzioni di questo Paese. Dicevo che questa è la Lega, questo è il nostro modo di stare in politica, con i piedi per terra, con il senso di responsabilità di chi sa che governare non è uno spettacolo, ma è un mestiere serio. Ci hanno accusato di essere ruvidi, di essere sofisticati, di non capire quelle che sono le complessità. Ebbene, negli ultimi anni abbiamo detto che certi conti non tornavano, che bisognava stare attenti, che ci hanno dato allora dei gufi, dei catastrofisti, degli anti-europoisti, e invece la storia ci ha dato ragione, non una volta, ma più volte.
E allora permettetemi di dire una cosa con estrema chiarezza. Guardando certi colleghi dell'opposizione che oggi ci vengono a fare la morale, anche oggi qui in quest'Aula, sui conti pubblici, la situazione attuale ha un nome e un cognome. Si chiama superbonus, si chiama spesa scellerata, demagogica, elettorale, che ha devastato le casse dello Stato con una voragine che ancora oggi paghiamo tutti. Voi avete preso i soldi dei contribuenti italiani e li avete distribuiti a pioggia in cambio di consenso. Avete scassato i conti pubblici con la stessa disinvoltura con cui si svuota il frigo altrui. Quindi, se permettete, quando si parla di rigore, quando si parla di responsabilità economica, da quella parte dell'Aula converrebbe abbassare davvero la voce, anzi, converrebbe stare in silenzio. Vengo all'Europa perché è un tema che non possiamo certamente eludere. Sentiamo invocare flessibilità sul bilancio della difesa e su questo, vedete, io sono anche in Commissione Difesa, possiamo anche essere d'accordo. Il mondo è cambiato, sta cambiando, le minacce ormai sono reali. Investire in quella che è la nostra sicurezza interna, nella sicurezza del nostro territorio nazionale, non può certamente essere prorogato, ma, e questo è un ma che conta quanto il resto, non si può essere flessibili sulla difesa per poi diventare improvvisamente rigidi sul lavoro e sul sostegno alle imprese. Non funziona così. La flessibilità non è un vizio, ma a nostro modo di vedere è intelligenza di governo. Quell'intelligenza e lungimiranza che qualcuno a Bruxelles evidentemente non ha, è la capacità di adattare le regole alla realtà, non di piegare la rigidità ideologica, invece strozza, ammazza le imprese, chiude le fabbriche, toglie lavoro alle persone. E in questo momento storico, con le famiglie che fanno fatica, con le piccole imprese che lottano ogni giorno, con un tessuto produttivo che è la spina dorsale del paese, la rigidità diventa quasi pericolosa. È un lusso, credetemi, che non possiamo permetterci. E c'è qualcosa di quasi surreale, permettetemi di dirlo, di quelli che sono i meccanismi europei che evidentemente non funzionano. Perché a Bruxelles, prima di attivare certi strumenti di sostegno, prima di sbloccare le risorse, prima di consentire qualche margine di manovra, sembra che vogliano vedere la recessione conclamata, certificata, il PIL in caduta libera, la disoccupazione che sale. È come, vedete, pensare ad un medico che aspetta che il paziente sia in coma prima di prescrivere le medicine, oppure un pompiere che non interviene in un disastro perché magari c'è un vizio catastale. Non diciamo che questo approccio sia, noi riteniamo che questo approccio sia assolutamente sbagliato, che vada cambiato, lo diciamo con chiarezza, lo diciamo senza timidezza. L'Italia allora non china il capo, l'Italia non aspetta, non deve aspettare il permesso da Bruxelles per sostenere le proprie famiglie e le proprie imprese. Il ministro Giorgetti lo sa, il governo lo sa e noi lo diciamo con forza, lo diciamo in quest'Aula che deve assumersi davanti al Paese le proprie responsabilità. Grazie allora al ministro Giorgetti, grazie per la serietà, grazie per il coraggio di dire effettivamente come stanno le cose. L'Italia ha bisogno di persone che non ci raccontano le favole, l'Italia ha bisogno di top player come il ministro della Lega Giancarlo Giorgetti. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Al re Travicello piovuto ai ranocchi, mi levo il cappello e piego i ginocchi, lo predico anch'io cascato da Dio, o comodo bello, un re Travicello calò nel suo regno con molto fracasso, le teste di legno fan sempre del chiasso, ma subito tacque e al sommo dell'acque rimase un corbello, il re Travicello, da tutto il pantano veduto quel coso,
E questo è il sovrano così rumoroso, sugli gracidare per farsi fischiare. Fa tanto bordello, un re travicello, un tronco piallato, avrà la corona. O Giove ha sbagliato, pur ci minchiona, sia dato lo sfratto al re mentecatto. Si mandi in appello il re travicello. Tacete, tacete, lasciate il reame. O bestie che siete a un re di legname, non tira pelare, vi lascia cantare, non apre macello, un re travicello, là per la reggia dal vento portato, tentenna galleggia e mai dello Stato, non pesca nel fondo, che scienza di mondo, che re di cervello è un re travicello, se a caso s'adopra di intingere il capo, vedete di sopra lo porta da capo, la sua leggerezza, chiamatelo altezza, che torna a cappello a un re travicello. Volete il serpente che il sonno vi scuota, dormite contente, costina la mota, o bestie impotenti per chi non ha denti, è fatto a pennello un re travicello. Un popolo pieno di tante fortune può farne di meno del senso comune, che popolo a modo, che principe sodo, che santo modello, un re travicello. Hai capito bene? Quanti ce ne sono di questi re travicello? Partito dalla tradizione giocosa toscana, poi approdò al mito della paesanità. Sto parlando del poeta Giuseppe Giusti, che ironizza su un sovrano inetto. Non la voglio buttare in politica. Ricantato in questo pezzo, il re travicello, dal poeta brianzolo e cantautore Icaro Ravasi, che trovate su tutti gli store digitali, così come trovate anche su internet i prodotti più buoni e naturali. Primo, l'olio extravergine di oliva, sacro olio Acerbis, ma anche tutta una linea di prodotti naturali che vi danno una mano a evitare magari qualche medicina di troppo. Mandiamogli un saluto, è con noi Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno a te, un saluto, un buon mattino, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Beh, hai detto delle cose straordinarie, ti ringrazio, una bellissima overture, ti spero se parte il microfono. Aspetta un attimo che vediamo una per il timer, arrivo amici, perché qua i minuti, ecco che è partito. Allora, hai detto delle cose molto importanti, caro Sammy, perché noi siamo Acerbis olio extravergine di oliva, 35 anni fa ho ripreso l'azienda del papà e del nonno, abbiamo inserito degli altri prodotti partendo da un presupposto semplice, normale per quanto ci riguarda. L'olio extravergine di oliva non è soltanto un condimento, ma ha delle proprietà straordinarie, difatti è considerato un nutraceutico, e da lì è iniziata anche tutta un'altra storia bellissima, quella degli integratori e non solo. Stamattina io e gli ascoltatori, veramente è una cosa questa straordinaria, quando la proponiamo in questo periodo, un successo pazzesco ma molto limitato, capirete da soli il motivo. Parliamo di Arnia. Cos'è Arnia? L'Arnia è il prodotto dell'alveare, quindi è una sostanza straordinaria, pensata, poi la vedete su olioacerbis.com, sezione integrazione, vedete l'Arnia, è praticamente un composto totalmente fatto dalle api. Voi sapete che il miele, le api sono le sentinelle per quanto riguarda l'inquinamento, fanno anche della pubblicità bellissima, stanno morendo, quando moriranno le api dopo poco, caro mio Sammy, tocca a noi, perché le api sono importantissime. E cos'è questa Arnia? È un prodotto che si prende specialmente in questa stagione, cambio di stagione. Ti è mai capitato a te, Sammy, di svegliarti al mattino e dire oddio mamma stamattina, no, stamattina non ce la facciamo, la testa non sta su, le gambe non vanno, sono distratto, guardo una cosa, la devo riguardare, sono fermo al semaforo, lo guardo, è verde, è giallo, è verde, parto. Cioè, questa condizione che non è una malattia, amici, le malattie è un'altra cosa, una condizione. Arriva l'Arnia. Cos'è l'Arnia? Un composto di, attenti perché poi faccio l'offerta, miele 1000 fiori, che è una fonte di energia naturale, è ricco di vitamina B,
di potassio, di calcio e aiuta a reintegrare i sali minerali, pensate che roba, e a contrastare la stanchezza ed il caldo. In questo composto, miele e millefiori, polline dei fiori, ricco di vitamina B, C, E, ferro e zinco, migliora la vitalità e la concentrazione. Quando tu sei fermo al semaforo che ti suonano dietro e vai, non si muove e vai, prendi l'aria. Poi abbiamo la pappa reale, amici, la pappa reale è una cosa pazzesca, contiene vitamine A, B5, C, D, E minerali, ferro e calcio, rinforza il sistema immunitario. Contiene anche la propoli questo composto, una cosa pazzesca. La vitamina C veramente in maniera importante serve per le vie aeree, mal di gola, le vie respiratorie. Allora questa qua è l'arnia, però finisco, faccio l'offerta. Chiaramente non è una cosa industriale, non è una cosa che uno dice do un calcio alla siepe e escono fuori le cose già fatte. È un prodotto che facciamo con le api, con i nostri apicoltori nomadi, che sono quelli che si muovono nei terreni per trovare questi fiori. Attenti all'offerta fino a mezzogiorno, non può mancare anche per i più piccini, per l'età adulta, la mezza età, la terza età, la quarta età, tutte le età. Ok. Voglio sentire una confezione, un vasetto di arnia, 10 euro. Quindi un pacchetto di caramella appena discreto. Me ne date atto, vero? Muovete la testa e dite sì, è vero. 5 che andate avanti fino a settembre, dura 2 o 3 anni e tenetelo lì anche d'estate quando fa molto caldo, 49 euro. 2, non pagate il trasporto dicendo ascolto Radio Libertà, questo fino alle ore 12 perché è un prodotto naturale e va fatto con un certo criterio. Io vi dico una cosa, io le cose le spiego alla mia maniera, sono fatto così, va bene, pace, è così. Però guardate, l'arnia è un prodotto straordinario, è un prodotto totalmente naturale, tu hai detto una bellissima cosa. La medicina convenzionale, senza quella non saremmo qua a raccontarci la rave e la fava e tutte queste belle cose. Quindi la medicina convenzionale è importante, ma la medicina convenzionale abbinata a prodotti naturali, credetemi, è una cosa straordinaria. E quello che deve fare un medico generalmente è quello di farti star bene, in tutti i modi, non obbligatoriamente dandoti delle pastiglie. Anzi, il mio medico quando mi dice come stai, ho preso l'arnia, sto meglio, dice bene, sono contento. Quindi questo è il pensiero che Sammy giustamente ha voluto sottolineare all'inizio. Bravo Sammy. Il telefono per ordinare, da poco poi ho finito. C'è internet, olioacerbis.com, ordinate anche da lì, dai, che si può usare internet, mica dice niente nessuno. Oppure 030 68 40 408, arnia, 10 euro un vasetto, ok? Ma 5,49 euro, non può mancare l'arnia per voi questa primavera, per i vostri piccini, per i vostri anziani vicino. Grazie, vi voglio bene, sono andato lungo, salto in lungo, va bene così. Ciao Sammy, alla prossima, buona musica, buone informazioni da altri cuori. Grazie ad Alberto Acerbis, oltre all'olio anche l'arnia abbiamo a casa, io la voglio. 9:10 signori, corriamo come al solito, dobbiamo correre, siamo in ritardissimo, ci sono anche tanti vostri messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Garlasco come erba dimostra che la nostra giustizia fa semplicemente pena, indagini fantasiose, magistrati pigri e incompetenti. Bravo Silvio, e ascoltando Giulio Cainarca, che lo sapete si è spostato, arriva sempre verso le 10:30 la mattina, e ritorniamo sulla strage di Erba, ma anche ieri sul delitto di Garlasco. Cercatele queste trasmissioni, le trovate su YouTube, su Facebook, le trovate sul sito di Radio Libertà nella sezione podcast. Ho il libro del generale Vannacci, lo stimavo, ma lui per la Lega non ha fatto proprio niente e ora la tradisce per convenienza personale. Spero non prenda neanche un voto dai leghisti. Lo speriamo tutti quanti, anche se, ribadisco, lo amiamo, perché benché traditi, continuiamo ad amarlo, continuiamo a dire che è una persona in gamba, peccato che non ci sia da fidarsi. C'è anche un messaggio audio sul cursore, vediamo cosa dice, sto pensando se è una cosa che mi riguarda o che riguarda
te. Ma è un messaggio della tua fidanzata questo, Simone, dici? C'è da fidarsi? Sentiamolo. Una simpatia per Minetti, Gin Tonic, compagnia bella, ma una che viene intervistata da Fatto Quotidiano, dal Corriere, che dice io vivo nascosta, minchia, la trovano tutti, non si nasconde, mi sa che a nascondino da piccola la beccavano subito. Che fuori che sotto presa! Chiaro che se avete voglia di andare a ricercare queste emozioni, oggi il Corriere è tutto vostro, come ieri il Fatto Quotidiano. Malpezzi perde sempre l'occasione per stare zitta e evitare figure. Lori da Monza, la amiamo anche la Malpezzi. Malpezzi, vai a educare i Maranza e vedi come ti fanno il fiorone. I Maranza li educhi solo con la frusta. Oh signor, mi sta forse antipatica la Malpezzi. Prendiamo le distanze, assolutamente. È ora di smetterla di candidare degli ignoranti se non deficienti. E qui secondo me si parla di qualche alleato. Magari tutte le serie TV nefaste di quell'intelligentone superscrittore di Saviano, anziché prevenire i gomorrosi nei terreni omologhi, li ha esaltati e creato tanti fanatici. Ci scrive Fausto. La chiusura di BioBlue è un fatto grave. Mi spiace che alla nostra radio sia stato commentato solo con un sorriso. Oh Maurizio, sorriso no. Ci siamo dentro anche noi. Cioè io l'ho commentata questa notizia toccando l'argenteria, ok? Ecco. Solidarietà a loro, a chi ci lavorava. La democrazia passa anche da questo, seppure con diversità. Che è chiaro che non è democrazia questo, nel senso che la torta pubblicitaria è riservata solo ai grandi e i piccoli come noi sono destinati a chiudere, come hanno chiuso tutte le radio private. Non ci sono più le radio libere. Noi siamo l'ultima radio ancora libera. È per questo che faccio l'appello ogni giorno. Sarò l'unico che lo fa bene, lo faccio io. Conto corrente postale 3767 1294. Lo trovate sul nostro sito di Radio Libertà. Aiutaci, aiuta Radio Libertà. Dona ora, abbonati. Tramite carta di credito sul sito radiolibertà.net potete donare quello che potete. A Milano le stesse parole d'ordine di molti anni fa, come per la politica nazionale: autonomia, clandestini, sicurezza. Vuol dire che non abbiamo raggiunto obiettivi, ma nessuno critica. E caro ascoltatore, non abbiamo raggiunto obiettivi perché semplicemente gli alleati tirano un freno a mano, capisci? E poi c'è anche un altro messaggio audio, sentiamolo. Ma Sammy, come fai a dire, anche forse in senso ironico, che dobbiamo amare Vannacci perché è un grande? No, carissimo, io sono una leghista, gli ho dato anche il voto Ecco. e ci ha traditi tutti quanti. È vero, ok? è vero. Per cui uno che tradisce una volta tradisce sempre e non si può anche alla radio dire ah beh, ma noi lo amiamo. No, noi non lo amiamo più, almeno noi della Lega, ok? E poi lui fa le cose che fa esattamente Salvini, copia la Lega, pari, per cui io voto sempre l'originale, la Lega e avanti tutta Matteo Salvini. Anna Maria da Vicenza. Grazie Anna Maria, ma dire lo amiamo non vuol dire che lo votiamo, c'è una bella differenza, attenzione. Grazie, vi amo anche voi che fate questi messaggi, a volte critici, ma ci stanno, la nostra radio serve a questo, tanto che vi riporto sul quotidiano Libero, ragazzi, perché il Libero parla di questo incredibile caso, eccolo lì. Ho citato, non lo devo fare, ragazzi, ho citato Libero, citi Libero e io ti sbatto fuori. Conto corrente postale 3767 1294, ricordate, aiutate Radio Libertà, perché altrimenti Sammy Varin, quando va su un quotidiano che non sia comunista, il computer mi sbatte fuori dal programma e poi dovete aspettare che io vi ripeto ancora una volta il numero del conto corrente postale 3767 1294. Andate in posta, cosa ci vuole? È così facile, ci scrivete questo numero, contributo volontario 5 euro e ho aiutato Sammy Varin. E vi stavo dicendo, e questa è una cosa particolare, l'incredibile caso del bambino con 2 padri e una madre. La Corte d'Appello di Bari per la prima
prima volta in Italia ha riconosciuto il vincolo legale tra un bimbo, 2 uomini omosessuali, e la mamma biologica era una vecchia amica dei papà. Insomma, un casino, e fatto sta che va tutto bene, madama la marchesa. Lo chiedo a voi, chiaramente, 340 6709 659. Giro la pagina 5 di Libero, si parla naturalmente anche della nuova legge elettorale, c'è un vertice, chi vince deve governare, questa è la parola d'ordine. Il centrodestra sfida il PD. Meloni, Tajani, Salvini e Lupi chiamano le opposizioni. Pronto? Apriamo subito un confronto per evitare il pareggio. Il nodo del premio di maggioranza. Insomma, l'unico obiettivo è dotare l'Italia di una riforma che garantisca governabilità. I costituzionalisti di sinistra dicono che l'impostazione non è conciliabile con i principi della democrazia rappresentativa. E insomma, parliamoci e cerchiamo la famosa quadra, o no? Anche il Libero non resiste, ed eccolo qua. Parti in Uruguay con le escort. Minetti, altro fango, la testimone che ha parlato ieri sul Fatto Quotidiano. Tutto vostro l'articolo a pagina 6 di Libero, ma anche a pagina 7 prepariamoci, perché i compagni ci guardano, ma guardano soltanto quello che combiniamo con le donne o con gli uomini, certo. Compagni guardoni, titola oggi Libero a pagina 7, sinistra in cerca di amanti per affondare il governo. Ok? Non i diamanti, di amanti, capito? Repubblica lancia il gossip del nuovo sexy gate. Pare che ci sia un altro ministro infedele e la moglie lo sa. È stato Mieli a rilanciare la notizia, e Mieli, persona serissima, io pensavo fosse, e parte il tantam sui social. Non sappiamo chi sia ancora qualche ministro, che quale non manca più nessuno ormai. Sono tutti, dai, rido. Allora, cosa dobbiamo fare? Ci mettiamo a piangere, dai, giro di nuovo la pagina. La Sea-Watch colpita dai libici e la sinistra si scatena, tutta colpa del governo, e poi le sanzioni ai coloni ebrei. L'Europa contro Israele, si incavola pure la Boldrini che voleva più durezza. Non c'è più Orban che si opponeva. La norma che colpisce le occupazioni in Cisgiordania passa, insieme con i provvedimenti per terroristi di Hamas. Il ministro Sara dice: decisione politica, c'è un diritto morale agli insediamenti. Chiaramente poi c'è tutta la solita giagulatoria, odiamo gli ebrei, antisemiti e gnignero. Se ne parla, paginone doveroso sul quotidiano Libero. Naturalmente poi l'antavirus, sbarcate altre 26 persone dalla nave del virus, circolare di Schillaci, rischio basso per l'Italia, ma tutto questo a quanto pare non vi basta, perché siete preoccupati. E il fatto che lo siate preoccupati si vede dai quotidiani, cioè guarda il Corriere, virus, la catena dei contagi. C'è un giornale che apre così, guarda le pagine, paginoni sull'antavirus. Antavirus, si aggrava una donna a Parigi, tutti sbarcati turisti, che subito uno dice: cazzo, sono sbarcati, oh mamma mia, oh. I 5 ricoverati in Francia, almeno 15 giorni in ospedale anche per chi è negativo. E oggi il Corriere intervista il capitano. La difesa del capitano, dopo che ha fatto un video minimizzando un po' tutti i problemi che ci sono stati su questa nave, settimane durissime, ma ho visto coraggio, dolore per le vittime. Il comandante capitano di vascello, Jan Dombrovskis, è intervistato oggi sul quotidiano Il Corriere. Ed è chiaro che quando ti trovi una roba del genere su una nave in mezzo ai ghiacci, non è che puoi fare molto. Certo, hanno fatto le analisi eccetera, ma più di tanto non si poteva fare. E naturalmente poi prosegue il Corriere, perché vi deve terrorizzare abbastanza. Il ministero dice quarantena di 42 giorni, ma da noi nessun pericolo. Isolamento obbligatorio per i 2 marittimi italiani, lo sapete, si sono ritrovati sull'aereo con la persona infetta che poi purtroppo è deceduta. Salvini e Tajani
divisi sull'OMS. Tajani non condivide la posizione dell'altro vice premier Matteo Salvini, che auspica l'uscita dell'Italia dall'OMS. Io sono per continuare a lavorarci, dice Tajani. Tutte le organizzazioni possono commettere errori e avere falle, ma l'OMS è importante per la tutela della salute nel mondo. Chiaramente potete dirci la vostra, se siete con Salvini o con Tajani. Volete uscire dall'OMS? 340 67 09 659. Oggi c'è un paginone su questo argomento sul Corriere, ma ci sono le domande e le risposte. Come sul Covid, ragazzi, sono troppo avanti i colleghi del Corriere, ragazzi, cioè veramente a Repubblica ballano il Sirtaki, al Corriere sono tutti lì che fanno il tifo per l'antivirus. Si può essere contagiosi già dai primissimi sintomi, perché l'isolamento è l'unica misura efficace. Capito? Finiremo tutti così, è l'unica misura efficace, l'isolamento. Giro di nuovo la pagina, sì, devo farlo con molto coraggio. Siamo sul Corriere, sì, assolutamente, si parla anche qui di legge elettorale, pronti al tavolo con le opposizioni. Nella pagina successiva sia i cambi, ma no inciuci, dalle preferenze al premio, le chiavi per una intesa, ma poi si ritorna su uno degli argomenti di cronaca che ha fatto più scalpore, nel senso che non sappiamo cos'è successo. Mamma e figli scomparsi. Spuntano 2 lettere viste per caso da un giornalista che stava intervistando i parenti. La donna racconta i fallimenti e le delusioni. Sono state trovate queste lettere a casa del nonno, una è per i figli. Ampliate le ricerche, sono spariti da 22 giorni una madre, 2 figli minorenni e i loro 4 cani. Nonostante li cerchino da settimane in decine tra volontari e forze dell'ordine, nessuna traccia, nessun indizio che aiuti a capire dove si trovino, cosa sia successo. Un mistero che si è infittito perché ieri è stata trovata una lettera, non si sa di quando, non si sa chi l'abbia scritta, non si sa ancora niente. In taglio basso, anche qui altra vicenda che ha fatto tanto scalpore, il bracciante ucciso dai colpi di un 15enne. A Taranto, già chiusa l'inchiesta, sono stati fermati 2 minorenni, un 21enne, la vittima è stata inseguita e poi accerchiata. Ne parla anche il quotidiano Il Corriere, che infine va a intervistare Mara Maionchi. Vai, le parolacce, non riesco a smettere, io e mio marito siamo 2 prepotenti, X Factor è diventato troppo veloce, oggi non so se riuscirei a farlo ancora. Mara Maionchi ha 85 anni, mi tiene viva il lavoro, con Antonacci sbagliai, Nannini la più grande soddisfazione. Sappiamo che Mara Maionchi, queste trasmissioni di questo, di quell'altro, sono quelle dove vogliono andare i ragazzini per diventare famosi e vogliono andare soltanto lì. Sembra incredibile. Una buona notizia: Eni, lo scatto in Libia per il gas naturale, piano da 10 miliardi. Ne parla in fondo il quotidiano Il Corriere, a pagina 46. Il DG Guido Brusco dice: nuova fase di investimenti. È quasi pronto per partire il primo dei 3 progetti per la produzione di gas con cui l'Eni è tornata a investire in Libia, paese che già il primo fornitore di petrolio dell'Italia, lo è già. Nel 2025 ha coperto poco meno di un quarto dell'import, ma per quanto riguarda il metano contribuisce in minima parte. Bene, il gruppo guidato da Descalzi ha messo sul piatto circa 10 miliardi di investimenti tra il 23 e il 28 e proprio in questi giorni è in viaggio l'infrastruttura costata 1 miliardo circa, che permetterà di aumentare già quest'anno l'estrazione di gas. E noi naturalmente non possiamo che fare il tifo.
C'ho 5 minuti di tempo, apriamo le linee, dai, che c'è sicuramente qualcuno che vuole andare in onda e dire qualcosa. Chiamate al volo 02 9294 7222 per entrare in diretta con Sammy Varin. Intanto faccio in tempo anche a leggervi la prima pagina del quotidiano La Verità, che dice una grande verità, cioè che il centrodestra si fa male da solo. Elettori confusi, vogliamo riconsegnare l'Italia e il Colle alla sinistra? Dalla batosta nel referendum alle dimissioni forzate fino all'ipotesi di governo ammucchiata e poi i bisticci tra partiti, liti per il film su Regeni, caso Biennale, licenziamenti al Ministero della Cultura, basta, bisogna scrollarsi di dosso l'aria da sconfitti e lavorare. Lo scrive oggi, brava Verità, Maurizio Belpietro sul quotidiano La Verità. È forse il caso davvero, scrollarsi di dosso ste menate e soprattutto non fare sti errori veramente da incompetenti, è un mio parere personale. 0292947222, sentiamo le vostre voci. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Sono Sergio da Trieste. Allora, ascolta, purtroppo la vedo brutta. Questo governo sin dall'inizio ha appoggiato, non ha appoggiato in verità, questo impero sionista anglo-statunitense, quindi non ha condannato quel massacro di Gaza, la guerra in Ucraina e la guerra con l'Iran. E stiamo pagando ancora adesso, in questo momento, e pagheremo avanti. Abbiamo consegnato alla sinistra, su un piatto d'oro l'argomento della pace. Noi passiamo per guerrafondai, che è sempre negativo nell'opinione pubblica. E se non cambiamo rotta, vincerà Vannacci, la sinistra, ci ritroveremo Casini come Presidente della Repubblica. Ripeto, la vedo brutta e neanche regalando case difficilmente cambieranno le cose, non so. Vedi tu, ciao. Grazie caro, è interessante, vinceranno Vannacci e la sinistra. Intanto sulla Verità a pagina 16, tunisino accoltella una coppia a Como, fermato, poi torna libero. Aveva precedenti per lesioni personali e invasione di terreni. Dopo l'attacco ha provato a nascondere la lama sotto un'auto. Ne parla solo il quotidiano La Verità, che riprende poi anche in taglio basso. Bengalese violenta una mamma mentre suo figlio dorme in casa. Lo stupro a Marghera. La vittima è una connazionale che ha solamente 17 anni. 0292947222. Ascoltiamo le vostre voci. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Mi stupisco che ancora dopo tanti anni anche gente che fa politica, come ad esempio chi ascolta questa radio, non abbia ancora capito che stare all'opposizione col 3% assolutamente non conta niente. Lo abbiamo fatto anche noi quando eravamo all'opposizione. Cosa abbiamo risolto? Nulla. Ora Vannacci vuole praticamente dare messaggi che sono identici ai nostri e c'è chi ci casca ancora. Votatelo, così l'anno prossimo ci troveremo la Schlein a governare, o peggio ancora la Salis. Voglio aggiungere una cosa. Ti cito un pezzettino di una canzone che tu sicuramente ricorderai. E l'alba sul Danubio a Marco parve fosfore mille, mentre una ragazza bionda forse gli voleva dire che l'uomo è grande, l'uomo è vivo, l'uomo non è guerra, ma i generali gli rispondono che l'uomo è vivo, che l'uomo è vino, combatte bene e muore meglio solo quando è pieno. Roberto Vecchioni, te ricordi? Certo. Ecco, ragazzi, cosa sta succedendo? Ormai, da quando è iniziato il coronavirus, stanno facendo apparire l'uomo come una bestia, ma l'uomo non è una bestia. Basta ricordare cosa in passato l'uomo ha fatto, soprattutto in Italia e in Europa. Il Rinascimento, tutte le arti, che siano figurative, che siano arti come ad esempio le statue, i monumenti, tutto quello che l'uomo ha costruito dimostra la sua grandezza. Ma oggi ormai l'uomo viene rappresentato come un essere che non ha più, che sa soltanto essere una bestia, e quando l'uomo è spaventato diventa bestia e dà il peggio di sé. Cerchiamo di capirle queste cose. Ci vogliono spaventare, ci vogliono terrorizzare e l'antivirus è l'ultima, ennesima trovata per farci spaventare
e nello stesso tempo ci vogliono controllare. Come? Con il terrore e anche, secondo me, impedendoci di circolare. Impariamo queste cose. Ciao a tutti e grazie. Grazie, meditate gente, meditate, ma aspettatemi che torno alle 11, parleremo delle elezioni, il 24 e 25 maggio si vota anche a Legnano, la città del guerriero, e poi parleremo di misteri, apparizioni, sparizioni con il progetto Oltre la Terra. A più tardi.